E che dire? Ben trovati amici E nostri. che dire? Non Belli, ultima una belli. soddisfazione che ho avuto adesso, proprio Mamma mia ragazzi, circa un'altra 2 minuti volta, fa. dai, ma... Sinner in persona. Sinner, il Sinner in campione. persona, sì. Ha chiesto al suo nutrizionista Addirittura. di farsi dare le ricette da me. Ma che dici? Ma quelli Te lo poi giuro. hanno una dieta E pazzesca. appunto, tutta particolare. Io gliela fai tu. ci faccio la racchette, che è una racchette col formaggio. Le arancine che si chiamano le palline da tennis. Ce le faccio con... Quindi tutto diciamo a tema tennis. Sono contento comunque. Possiamo Bravo fare, Yannick, ragazzi. continua così e con la mia dieta sarai un grande. Sì, vi immagino, va bene, allora. Allora, oggi facciamo solo una ricetta a base di antipà. Antipà? Parassitario. No. Antipà? Antipà? Che ne so, Antipà? antipatico. No, io. E tu? Io Quindi mi antipatico. ispiri subito antipatico. Va bene, sono antipatico. Poi, quale altra ricetta faremo? Che ne so, parla, girati, No, dai. sono antipatico, non mi giro. Dai, girati. No. Ma che è? Anti che? Antipà? Antiparassitario abbiamo detto no. No. Antipà, cosa c'è con l'antipà Antipatico prima di no. iniziare una cena? Antipasto. Oh, bene. Se gli antipasti sono un po' così sui generis, Sì. lo sai chi sono i generis? Di generis. I maritis delle figlie Lo sapevo, sono lo sapevo. generis. Li chiamiamo antipà articolari. Che c'entra? Antipà articolari. Ma puoi chiamare antiparticolari una Antipà puntata, dai! articolari. Ragazzi, ma che Guarda, è lui che si guarda scrive qua, le puntate, guarda, posso dire la antipà verità? articolari. Antipà Io non l'ho articolari. capita, è lui, cioè è lui che inventa i nomi nelle puntate. Sì? Antipà E ne articolari. vai orgoglioso? Sì. Vabbè, allora, dai, Bene, allora iniziamo. faremo degli antipasti un po' particolari. Come li facciamo? Ripeto, con mio sommo dispiacere, qui c'è la pasta sfoglia, Ragazzi, quella comprata. le mie preghiere sono No, state no, ascoltate. è un caso perché non abbiamo avuto tempo, ma io l'ho sempre fatta, vi ho fatto vedere mille Ma volte quando mai? Ma come è sempre si fa. comprate, che ora lo sta dichiarando, ragazzi, Sì, lo sta solo dichiarando adesso. I patate. Allora, Attendez, un minuto. Attendez. ma che stai Per facendo? tua informazione ti faccio vedere che quella fatta mia è ancora in congelatore, ma non ho avuto il tempo, allora ho dovuto fare queste cose qui. Per tua norma in regola. Ma quando mai? Quella l'hai comprata e Sì, l'hai congelata? i patate. Dai, e doveva dare, doveva, insomma... Per dirti che questo per dimostrare chi sono io e chi è lei. Dai, ma smettila, allora. Tu lo sai chi sono io? Totino. Brava. E tu lo sai chi sei tu? Desiree. Brava. Come lo sapevi? Allora, dai. Ma è da molto che ti chiami Mi Desiree. chiamo così da sempre. Vero? Sì, Me quindi l'aspettavo. pasta sfoglia. Facciamo 2 fettons di pasta sfogliata. Dai, quindi le sfogliamo. E li mettiamo così. Le guarda. mettiamo qua. E andiamo a impicciche in questo modo. Finito? Salva! Così. Mamma di che? Da una nota so. Samba, così. Ok. Allora, Prendiamo un taillon parasito Ok, e ci mettiamo sopra quella. questa pastita. E la andiamo a fare la bordatura. Sì, Dopo che abbiamo fatto questa cognanturas, sì, che facciamo? prendiamo un bello tagliapizzas, Vai. che chiunque in casa ha un tagliapizzas, Certo. e lo poniamo in questo modo, guarda, e andiamo a coupé, a tagliare, Ecco, in quindi this way. leviamo tutto il bordino, deve essere proprio la Sbordato. circonferenza perfetta della teglia, giusto? Guardate, aggiustiamo qui che l'avevamo pressato e andiamo a togliere questo qua. Ecco, Che noi non... buttiamolo, Perché questo possiamo è chiaro. fare mille Facciamo cose dei con biscottini, delle treccioline, facciamo Dopodiché questo lo delle possiamo piramidi qui. di pasta sfoglia. Prendiamo un coppa pasta, Sì. come questo qua, Eh? in the center. E facciamo, cosa stai facendo? La ciambella? Sto facendo una ciambella Una di, ciambella? dammi un coltellino, A te? una ciambella di pasta sfoglia. Vai. A questo punto, A questo punto che si fa? guardandoti, mi fai pensare un ingrediente, Dai, che ingrediente? l'uovo. Che c'entra l'uovo? Dai, Se ti guardo, dai, ma che c'entra l'uovo? l'uovo, io ti guardo, l'uovo.
cretina, sai che non me lo dicevi, sai? Era parecchio. Bene, spennelliamo il nostro cocellato. Prendiamo il nostro concellato che in italiano è un concellato. Allora, sarebbe un concellato, ma lei ha detto, te ne vai dalla mia camera. dire? Lei ha detto concellato. Si può dire? Beh, in esattamente anch'io l'avrei chiamato concellato. Dai, cocellato. dobbiamo alzare i Esattamente, livelli, concellato, dai, la nostra dai. È una trasmissione di così, con un Come certo noi tono. non facciamo il maschietto fritto, Ma certo. non mascolino. No, ma no, non siamo così zaurdi, ragazzi, no, assolutamente. Enziandio. Bene, quindi, E qui abbiamo brillantato la superficie. ecco. Mi dai che ci deve essere una forbice? Vado a fare un tondo. Così. Giga, 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 giga. Bello, Giga, mi giga, piace. giga, 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 giga. Ecco, Bene. ci siamo. A posto. Togliamo questo. A questo e togliamo punto, questo. esattamente cosa Lo facciamo? andiamo a mettere in forno. Ah, vedi che ti ho detto che era il cocellato. Così. Adesso lieviterà, no? E adesso gli diamo la sua perfetta La sua cottura. cottura. Nel frattempo noi ci Nel portiamo frattempo avanti. ci portiamo avanti Mica con i facciamo discorsi, niente. perché Che dobbiamo facciamo? fare dei mattoncini Bella. con ricotta e acciughe. Per cui sto. che togliamo questi utensili, prendiamo una bowl, Iniziamo, dai. con una bowl, così. Mi dai per favore Una pinza? No. Un Qua. cucchiaio? No, la frusta. Una forchetta? La frusta. No. la frusta. Tieni la frusta, piccami. Dai. E andiamo a lavorare questa nostra ricotta. Allora, ricotta, poi Ricotta, acciughe. acciughe. Facciamo così. Mi serve quel taglierino lì perché Devi fare devo fare l'acciuga, l'acciuga a battuto di pezzetti, acciuga. battuto di acciuga. Preferisco così, così. Eccola. Questo battuto di acciuga che ci servirà a Esattamente, posteriori. la mettiamo là. Qua così, Così, quindi piccolino piccolino. che ci servirà dopo. Ecco. Bene. Bussano, vedi chi è? Chi è? Non lo so. Nel frattempo Nel frattempo, prendiamo la nostra ricotta, così, e la andiamo a raffinare poco poco, perché gli lasciamo, come si raffina secondo così te? la facciamo un poco più raffinata. A ricotta. Falla raffinare, non so. Esattamente questo è il movimento del raffinatore. Facciamo togliere dalla frusta, rifacciamo di nuovo, vai, 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 vai. Ecco. L'abbiamo un attimino cremificata. Cremificato, dai. Ora mi dai una marisa, questa te la regalo, la metti nel lavandino, cioè nel lavandino così non Anche sporchiamo. con questa, guarda. Ho sporcato questo. Ho sbagliato, convinto di aver preso la marisa, ho preso la cucchiaia di legno. Ecco. E gli andiamo a dare una bella spalmatina, in Spalmatina. questo modo. Così. Ecco. Ecco qua, è quasi pronta. Adesso- A questo punto prendiamo un sacco a poche che ci eravamo premuniti prima. Quanti cavalli? Cosa? Il sacco a Porsche. No, a Porsche, a Porsche. Aspetta, mazzo. Picciotti, ma è difficile lavorare con i guanti, lo sapete? Ah, pensavo con me. No, quello, vabbè, quello mi sa è scontato. Vabbè, allora, quindi sacca al Porsche, Sacca a Porsche. è pronta. L'hai fatta a Porsche, sai? Ok, e lo mettiamo. Ecco qua. E questo lo passiamo qua. Poi, A questo punto prendiamo questa Scodelaine di qua e ci mettiamo l'acciugain. Ti faccio un antipastino molto particolare, ma credimi,
buono. Gustoso, gustoso. Ma quell'olio, che E faremo ora ti mai faccio con vedere quell'olio? cosa faremo con quell'olio. Innanzitutto andiamo a tastare se è caldo, ci bagniamo il dito, un po' di acqua così. Senti? Ci siamo quasi. Frigo lime. Mi dai una pinza, la pinza, dammela, no. Ecco qua. Questo, no. Eccola. Questi andiamo a cosa sono? friggere. Dei tocchi di pane I di casa? mattoncini Ma che che ti avevo cos'è? detto, pane di casa raffermo. Raffermo, quindi Pane di casa raffermo. bello secco di un paio di giorni almeno, Sì, no? certo, certo. E ora lui frigge. Mentre lui frigge, Sì, noi abbiamo preparato quasi tutti gli ingredienti. dai. Nel frattempo aspettiamo che la nostra Pasta coccellata, sfoglia. com'è? Il cuccellato. Cuccellato di pasta sfoglia, Si fa il vedremo. cuccellato. Cuccellato. Va bene, il cuccellato. Bravo, Così. chiudi così, cuccellato. Cuccellato. Allora, quelli Lui sono si lì. frigge. in Mentre stanno frittura. friggendo, appena saranno pronti, noi vi faremo vedere cosa andremo a comporre con questi mattoncini. Due con antipasti quella sono? due antipasti, Due però antipasti. particolari, che hanno quella antipasti Antipasti. particolare. No, antipasti particolare, dillo. Antipasti particolare. Va bene, quindi vi faremo anche un riepilogo Dell'antipasti particolare. di quello che stiamo preparando. Va bene. Dai, se sbagli questa me ne vado. Allora posso fare Giuro, la rima? Se sbagli La questa, rima la faccio. se la Consigli sbagli per i me ne con- vado. Rima con consigli per i consigli. E allora abbiamo fatto degli antipasti particolari e con la rima consigli per i consigli. E anche stavolta c'è. Eccoci qua. Pronti, Guarda ragazzi, come sono siamo diventati i pronti. nostri costini. Ecco. Guarda che ti faccio. Crostini meravigliosi. Guarda che ti faccio. Prendo questo bel piatto. Ecco Prendo qua. uno. E lo metto qua. Così. Prendo un altro. E lo metto qua. Pronto? Così. Così. E ora, per ora li lasciamo qui. Sì. Allora, Spegniamo il fuoco. spegniamo tutto. Questa è una. Ora andiamo a prendere in forno Sì? la nostra bella composizione. Ah, guarda come si è gonfiato lui, guarda. Guarda. Vedi come ostenta. E ora guarda che cosa facciamo. Prendiamo un piatto tondo, questo grande, ostenta. Vedi come guarda come è presente. Presente. prendiamo sono così. qua, sono il cuccellato. Coccellato, per favore. Cuccellato. No, hai detto cuccellato. No, non ho detto cuccellato, hai Hai sentito detto tu, guarda, cuccellato. lavati le orecchie. No. Hai detto cuccellato. Aspetta che Assolutamente, dobbiamo fare una ecco. cosa. Guarda che cosa si fa, guarda. Mi dai una paletta, me la dai una paletta. Questo è del formaggio spalmabile. Ecco, Guarda che facciamo. mamma Uno. mia ragazzi. Perché lo metti giù? Dimmi. Fa da fermo. Ah sì? È uscito? Quindi da collante, tipo il Saratoga. Esatto. E lo mettiamo qua. Cominciamo a comporre i piatti? Ci sto. Ok. Facciamo. Dei riccioli, fai dei riccioli, dai. Belli, eh? Questa praticamente, voi non lo sapete, ma è dosato per ogni fetta di antipasto, giusto? Of course. Dillo. Vedi? Quindi, dicevamo, questi riccioli per porzione, eccoli, guarda che belli, Ok? eccoli, Fermati un attimo. ci sono. Mi dai la pinza, me la dai la pinza, me la dai la pinza. Questa obliqua. Sì, va bene. Cominciamo. Aspetta un attimo.
Questa che copre tutta non mi piace. Dei tocchetti di salmone. Non mi piace che quello è copre troppo tutto, grande, sì. va bene, dei tocchetti di salmone per ogni... Che si vede il bianco sotto. Così, sì, bravo. Un bel sapone che abbiamo Più elegante. Questo, triturato in questo modo. è un corcellato gourmet, giusto? Sì, è un antipasto un po' diverso. Ti piace? Molto. Se manco l'hai assaggiato. Vabbè, ma lo immagino già, sono un'esperta. Ah, sei esperta? Da quanto sei esperta? E da molto che sei esperta? Certo, ho fatto un master Ah, sì? in Germania. Ah, sei un'esperta tedesca tu, praticamente. Certo, internazionale più che altro. Certo. Allora, va bene. Sì? Bello, Aspetta. bellissimo. Del finocchiettino, che andiamo un poco anche con questo a macinare così, 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 Bello, così. molto. Ok. Bello. Dove cade? Cade. The first Allora. dish is ready. Io ci sto, ragazzi. Primo Ci antipasto. sto. Questo è il primo antipasto. Poi immaginate che avete Passiamo una al cena secondo. e andate così a presentare Questo piatto. questo piatto. Passiamo al secondo piatto. Dai, ci Eccoli sono. qua. Qui abbiamo i nostri mattoncini. Abbiamo detto pane raffermo, lo abbiamo così tagliato a a mattoncino. fette. Abbiamo lisciato un po' di ricotta. Avevamo fatto questa ricotta e poi abbiamo fatto una battuta di acciughe praticamente, giusto? Sì, una battuta, l'abbiamo cacciata proprio. Battuta, guarda, adesso così completiamo con questo ricciolo di ricotta. Su, questa è ricotta, semplicemente ricotta, giusto? Ricotta e basta. Sì, lasciamo i sapori integri e integrali perché Integri. dobbiamo... E adesso andiamo a mettere le acciughe così. Sì, questo secondo me è molto gustoso. Acciughe così. Quella invece, lo riepilogo quello che Sì, dici? sì, riepila. Non è altro che pasta sfoglia, abbiamo fatti due strati, li abbiamo sovrapposti, abbiamo fatto con un coppa pasta questo buco al centro che poi... Ma diciamo, ti costa molto usare il singolare. perché? Abbiamo, che ha fatto? Ma sono qua, scusa. Ah, vabbè. Cioè, abbiamo, che devo Togliamo dire? questi. Allora, Ah, riepilogo, quindi ho preso la pasta sfoglia, l'ho messa su due strati, ho fatto col pasta un buco al centro, ho fatto dei riccioli con del classico formaggio spalmabile, tocchetti di salmone. Parla. E finocchietto, ragazzi. Abbiamo qua praticamente due antipasti. Che cosa gli vuoi dire? Antipasti, ragazzi. Particolari. Antiparticolari. Particolari. Sticolari. Sticolari. Perfetto. Andiamo all'assaggio. Mi piacciono? A me piacciono. Che devo fare? Prendiamo questo, dammi un coltello. Grazie. Mi fai quella fetta, questa? Perché? Perché c'è più salmone, è diversa. Fai questa. C'è bisogno che te lo dico io, non lo vedi com'è? No, è ordinazione, non è una cosa... Guarda che c'è qua, ragazzi. Che ridi? Per arrivare qua mi serviva un morso circoscritto. Sì, un morso preordinato. Io quale mi taglio? Quale mi prendo di questi? Nessuno? Va bene. E abbiamo fatto questo antipastino. E va bene. Questo è il momento che, se voi vedete tutte le trasmissioni di cucina, un assaggio è una pizzicata, buono. Lei mangia. Quelle sono fake. Sì. Perché io non devo assaggiare? Ti levi dalla mia camera. Buono, ragazzi. Perfetto, Buono. lo poso qui, lo metto qui. E adesso andiamo all'assaggio di questi mattoncini. Vedi qui. Dimmi,
colpisci tutto, colpisci a fondo. Come Vai. vado secondo te? Vai, Dalla seconda acciuga, a no? morso, certo, a seconda acciuga. Senti, senti, senti. Mamma mia. Ragazzi, che cosa ha fatto? Ha fatto 2 antipasti meravigliosi. Devo dirlo, sì, quando è suo è suo. Particolari, ragazzi, Particolari. chic. Particolari. A dopo. Alla prochaine, mesdames et messieurs. Ciambella sfogliata, 300 g di farina zero, 150 g di burro, 75 g di acqua, 15 g di zucchero, 8 g di sale. Per il condimento 200 g di salmone affumicato, 250 g di formaggio spalmabile, un mazzettino di finocchietto fresco, mattoncini di pane ricotta e acciughe, 6 fette di pane raffermo di farina di rimacino tagliate molto spesse, 200 g di ricotta fresca sgocciolata, 6 filetti di acciuga.